territorio organizzato dal gruppo 24 ore. L'obiettivo dell'evento è raccontare quali sono e come si stanno muovendo le realtà imprenditoriali, cioè l'eccellenza e il motore dell'economia italiana. Partendo dal manifatturiero, passando per agroalimentare e industrie fino ai servizi. Oggi si è parlato di territorio veneto, con decine di interviste e dibattiti che hanno coinvolto le persone presenti e gli invitati. Il convegno si è aperto con i tradizionali saluti da parte delle autorità locali presenti, il sindaco Federico Sborina e il governatore della regione Veneto, Luca Zaia. Il primo tema ha riguardato i cambiamenti riguardo le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare il nuovo contesto produttivo. Inoltre è stato analizzato il ruolo delle politiche universitarie. I rettori delle università di Padova e Venezia e l'ex rettore dell'Università di Verona hanno discusso, giungendo alla stessa conclusione a cui è giunto anche Luca Zaia. Bisogna incentivare i ragazzi a fargli fare esperienze all'estero, per poi poter investire in questo bagaglio culturale nel territorio che hanno fornito loro gran parte della loro formazione. Nel proseguimento della mattinata sono state anche altre le tematiche affrontate. Il rapporto che c'è tra sviluppo e servizi, il legame che si pone tra la crescita dei mercati globali e la crescita del territorio e infine un focus dedicato ai servizi. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un bel mi piace, se non vi è piaciuto commentate perché la nostra redazione cercherà di rispondervi quanto prima. Io vi saluto e a presto.